5 Stelle Sardegna presenta la sirena da fazzia, la più bella puppia, veloci che diamanti. Bentrovati, un nuovo appuntamento di Die Pro Die. Siamo con Enrico Meneghelli. Per chi non lo conoscesse, lui è un artista di Riva del Garda e siamo qui nel suo studio a casa sua. Intanto ciao, ben trovato. Ciao, ben trovati a voi. Ma preferisci che ti chiamo Enrico o che ti chiamo Pietro? Come ti fa comodo? Ambedue. Cioè, il nome non è importante, No, poi in un realtà dettaglio. è un dettaglio. E così Il invece, secondo nome è Maria comunque. ecco, questa è un'altra cosa, ma lasciamola perdere. Ma perché un dettaglio secondo te? L'importante è la voce che ti chiama. Se la conosci ti giri. O no? Tra i tuoi quadri, tra le tue opere, io ho visto che tu spazi da un genere all'altro e mi ha detto, fra pochi giorni avrò una mostra proprio ad Arco, giusto? Sì. Che a pochi chilometri, 8 chilometri qui da Riva del Garda, e mi ha detto, sono indeciso se portare diversi generi o dar spazio solo a un genere, perché hai detto, non vorrei che poi la gente pensasse che non ho una mia identità. Questo è quello che abbiamo detto. È il pensiero comune. È un pensiero comune, però io ho notato che fra i generi, poi fra i tanti generi dei tuoi quadri, in realtà poi la tua mano si vede anche se cambi genere, perché c'è sempre quella pennellata particolare che ti contraddistingue. Sì, c'è una continuità materica, di segno, di tavolozze evidentemente, però ciò non toglie che il critico sia un po' severo, tendenzialmente preferisco che tu sia monotono ma identificabile. Quel tipo di pittura che tendenzialmente cambia lentamente nel tempo, come la nostra cultura, come le nostre idee, come il nostro tempo, salvo nelle cose pessime, che lì c'è una velocità incredibile, insomma, così, negli eventi, e probabilmente farò un mix. Anche perché non andrebbe fatto, è già un motivo per farlo. Dammi la mano tua, si tu mi racconti, passato da un amico che andendi in paradiso, a chi da l'ansia Deu, chissà amico, chi so che Domandina, ma quanto ha influito poi nei colori anche dei tuoi quadri il territorio Riva del Garda, insomma questo territorio incredibile che passa dalle montagne al lago, tra una montagna e l'altra, poi tra l'altro cambiano pure il modo anche di vestirsi, perché cambia proprio il tempo, da una parte c'è il caldo, dall'altra c'è il freddo, da una parte c'è la neve, dall'altra non arriva mai la neve. Sì, il nostro territorio come realtà quantomeno climatica è piccolissimo, in 5 km vai giù di 10 gradi, è un disastro. Come colori credo che la vostra terra sia migliore. E quindi ha influito tanto nei colori del tuo proporti il territorio. Non molto credo, la fantasia sì, l'immaginazione sì, la libertà di fare o la presunta libertà di fare una cosa che non dovresti fare o dipingere una cosa come non dovresti dipingerla, quindi il colore diventa poi un elemento quasi superfluo, non è condizionante, non è figlio di un ricordo, un posto, forse di un momento morale, così, però non lo considero dettaglio come il mio nome. Ho visto tra le tue opere, ho visto molti laghi, le betulle, gli alberi anche del vostro territorio, ma ho visto anche un quadro che poco ha a che fare con il vostro territorio, perché ora state proprio ammirando quest'opera che raffigura in realtà la città di Bergamo, nel quale si intravede, se notate bene, il mare, quindi a Bergamo arriva il mare. Perché? Perché c'è sempre stato, solo che non si è visto. Quindi ognuno vede quel che vuol vedere. Da sempre. Te ne sei accorto? Quindi ognuno si aspetta dalla vita quel che vorrebbe aspettarsi, ma non è proprio così però. Si chiama sognare. Ecco. Quindi l'arte è sogni,
come l'album di Andrea Poddighe. Non lo so, sì. Sì, confermo. No, ma non so se l'arte è sognare, io sono sognatore. Ma se il cuore scoppia dentro, tu non vedi quel che resta ormai, nemmeno se lo vuoi. Eppure quando ti stringevo, sorridendo mi dicevi tu. C'era quel mio collega, non so se sia più o meno famoso di me, ma immagino sia di più, che diceva: ma i sogni aiutano a vivere meglio o Possono farti anche soffrire. E la sofferenza è una cosa bella. Dipende da cosa è associata e da cosa è provocata. e fa parte della vita? Una sofferenza figlia dell'amore credo sia anche gradevole. La sofferenza figlia di un dolore è ben diverso, insomma, no? Quindi anche lì la causa diventa fondamentale, quindi soffrire è umano, credo anche doveroso. Poi puoi soffrire per nulla, per qualcosa di serio, al di là del fatto che dobbiamo capire cos'è una cosa seria, cos'è un dolore per una persona. Diventa tutto difficile. È un piacere parlare con te, caro Enrico Meneghelli, noto anche come Pietro per chi lo volesse chiamare Pietro, o Maria per chi avesse altri modi di vedere la vita. Tra tutte queste opere, qual è quella che secondo te più ti assomiglia? La famosa domanda di riserva, ovviamente, ce l'hai ma non me la vuoi tirare fuori. Ci puoi contare? Sei simpaticissimo, sono veramente contento di averti conosciuto. Dunque, quella che mi piace di più non esiste, è già lì, è un bel guaio. La più brutta è quella che sto facendo prima, che hai visto. Che non facciamo vedere. Ma con un po' di senso di autoironia, di humor si può anche fare, insomma. Tanto ci rimetto solo io e ci guadagno al prossimo, per cui è un'opera anche buona. Non lo so, non sono mai esillato da quello che faccio. Come ti dicevo prima, bonariamente, fra un bicchiere e l'altro, perché noi si beve. Qualche volta? Tutte le sere praticamente da noi, del vino rosso, insomma, è casereccio. E non sono asillato da quello che faccio, è un problema di chi osserva. E mi spoglio di me, delle mie convinzioni, per seguire l'istinto, il profumo di te e l'ebbrezza del vento. E mi spoglio. Io vorrei sapere, tra le tue opere, ho visto, vedete anche le foto poi di questa brochure in cui sono contenute gran parte delle opere del nostro amico di Enrico Meneghelli. Ho visto con quell'apertura, con queste betulle, questi colori monocolori, direi, nel senso che non c'è questa grande differenza tra un colore e l'altro, cioè sono dei colori un po' particolari che tendono un po', non so, al giallo, al marroncino, non saprei definirlo visto che io non sono un grande intenditore. Ma perché poi hai scelto quest'opera come apertura poi in realtà della tua brochure di presentazione? Ma credo che sia opera coraggiosa in quanto priva di colore, diciamo che ha pochi specchietti e quindi già una sfida interessante in primis nei confronti di me stesso. Pubblicarla come copertina è stato un po' difficilino come scelta iniziale, anche perché il critico era un po' contrario. Poi alla fine è stato il gioco, che di fatto poi l'ho vissuta come un gioco, questa pubblicazione. Abbiamo scelto proprio un quadro poco colorato, forse per dare più sobrietà apparente al catalogo, anche perché poi la tematica sembra anche scontata, vecchia, no? Soggetti naturalistici, scorci, dettagli, però ribadisco, privi di quel colore trappola che spesso inganna, insomma, chi osserva, o addirittura a volte anche chi fa un quadro, perché a volte utilizzare il colore inganna lo stesso pittore, ti devia, ti abbassa. Avete giocato anche per incuriosire comunque, credo, chi guarda questo catalogo, chi guarda questa brochure? Ma forse sì, perché in realtà tutto quello che faccio è sempre un sottilissimo gioco. Non dovrei dirlo, ma non prendo molto seriamente quello che faccio. Ma è vero. Noi ti ringraziamo, caro Enrico, ringraziamo voi che ci avete seguito fino a questo momento, Andrea Poddi che ci ha portato qui in tournée, ci ha fatto conoscere questo personaggio che, credetemi, vale la pena di conoscere. Sarebbe bello se vivessi qua per poter parlare un giorno con lui, perché ne vale veramente la pena. Grazie a te.
Grazie a te, grazie a voi e grazie soprattutto ad Andrea. Ci salutiamo, ciao carissimo. Viva l'arte, alla prossima.